Bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Ci troviamo in piazza Galimberti, nel centro storico della città di Cuneo, pronti a partire per il nostro viaggio di oggi. Oggi è domenica 4 maggio 2025. In questo momento ore 16:11. Il viaggio di oggi sarà la percorrenza in real time 4K dell'intero percorso attualmente aperto dell'autostrada A33 Asti-Cuneo, ovviamente in direzione Asti. Abbiamo un semaforo rosso in uscita dalla piazza. Temperatura esterna 20 gradi, giornata abbastanza piovosa. Adesso usciremo dal centro storico della città di Cuneo sulla parte nord per andare a prendere appunto l'autostrada A33 in direzione Asti. Autostrada A33 ancora incompleta, si sviluppa su due tronconi. Il primo troncone da Cuneo sino all'allacciamento con l'autostrada A6, secondo troncone dall'autostrada A6 sino ad Asti. E usciamo dall'ambito urbano della città di Cuneo, viadotto Soleri, che permette di passare sopra il fiume Stura per prendere poi la strada statale 20, strada statale che collega la città di Cuneo con la città di Torino. Vedete verso destra la prossima rotatoria, indicazioni per Fossano, Torino e autostrada A33. (87 km per Torino attraverso la strada statale 20. Prima di prendere l'autostrada A33 avrò necessità di fermarmi a rifornire. Tanto sul tratto di A6 che dovremo percorrere tra i due tronconi di A33 purtroppo un incidente segnalato con un po' di coda. Oggi è domenica di controesodo, quindi traffico sostenuto in direzione nord. Fermerò questo distributore di benzina per effettuare il carburante, scusate, il rifornimento di carburante e riprendere subito il nostro viaggio verso Asti. Rifornimento effettuato, siamo pronti a ripartire. Entriamo nell'area urbana di Madonna dell'Olmo, frazione del comune di Cuneo. Direzione autostrada A33.
Parte del progetto della A33 prevede anche la costruzione della tangenziale di Cuneo, tangenziale che dovrebbe bypassare proprio questa zona, passando proprio a nord del centro abitato, tangenziale cui i lavori non sono ancora iniziati. Sempre strada statale 20 via Torino, abbiamo una rotatoria proseguendo dritti per Saluzzo Cavour, strada statale 589, sulla destra si prosegue per Fossano Torino. Autostrada A33, autostrada A33 che non ha ancora una denominazione come molte altre autostrade, come l'Autostrada del Sole, l'Autostrada Adriatica, ma che probabilmente sarà ufficialmente denominata Autostrada delle Langhe. Ore 16:19, sempre domenica 4 maggio 2025. Chilometro 72 della strada statale 20, strada statale 20 che poi dopo Cuneo prosegue verso il Colle di Tenda, raggiungendo Ventimiglia, passando attraverso il comune di Tenda in territorio francese. Vincoliamo a questo punto con questa rotatoria dalla strada statale 20, si prosegue in direzione Fossano, autostrada A33, entriamo nella strada statale 231. Usciamo dalla frazione di Madonna dell'Olmo, siamo ormai prossimi a prendere l'autostrada A33. Sulla destra strada statale 231 che prosegue per Fossano, e andiamo invece direzione A33, direzione A6 Savona Torino, A33 Asti. Quindi ci accingiamo a percorrere il primo tronco dell'autostrada A33, tronco di fatto completo da Cuneo sino all'allacciamento con l'autostrada A6 Torino-Savona. Il sistema di pedaggio dell'autostrada A33 è un sistema di pedaggio misto, in questo troncone classico pedaggio chiuso, mentre nel tronco che va da Asti alla A6 è stato introdotto in alcuni tratti dal 2024 il sistema di pedaggio free flow senza caselli, chilometro zero autostrada A33, subito Galleria Ronchi 615
15 metri, mancano 23 km a raggiungere l'autostrada A6 Torino-Savona. Quindi autostrada A33 che quando sarà completa misurerà all'incirca 90 km. Viadotto Stura di Demonte 1100 metri, circa 90 km, dei quali 23 di questo tronco da Cuneo sino all'autostrada A6, intanto in avvicinamento uscita Cuneo Est. Ore 16:24 in questo momento, temperatura 16 gradi, pioggia che si è fatta più intensa. Castelletto Stura, Beinette, Bovest, strada statale 20 del Colle di Tenda e Borgo San Dalmazzo. Le località raggiungibili dall'uscita Cuneo Est in questo momento sulla destra, mentre siamo già arrivati al chilometro 2. Quindi 23 chilometri di questo primo tronco completo da Cuneo sino alla A6, poi una ventina di chilometri di percorrenza sull'autostrada A6 Torino-Savona e infine la restante parte principale del tracciato per arrivare sino ad Asti. In avvicinamento intanto la barriera di Cuneo. Chilometro 4, prossima uscita a Sant'Albano Stura tra 8,7 km. Tra 19 km ci allacceremo all'autostrada A6 che percorreremo per una ventina di chilometri sino ad arrivare nei pressi della località di Marene. Percorreremo poi circa 8 km di autostrada già realizzata sino a Cherasco, per poi uscire, percorrere la viabilità delle strade statali e rientrare presso l'innesto con la tangenziale di Alba e poi arrivare sino ad Asti. Tratto che manca da completare, proprio quello tra Cherasco e Alba. Prevede la conclusione dei lavori entro l'anno 2025, non credo che sarà aperta al traffico prima del 2026 inoltrato, se tutto va bene. Vedo altamente improbabile il completamento dell'opera entro quest'anno. Tratto mancante che è il tratto del Verduno. Inizialmente era previsto lo scavo di una galleria, la galleria del Verduno. Alla fine, quando è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, si è optato per la cosiddetta soluzione esterna, ossia il bypass da nord del Colle del Verduno. Tanto siamo già arrivati al chilometro 8. Strada A33, di fatto costruita negli anni 2000, uno
uno dei primi tronchi ad aprire è stato di fatto proprio quello che stiamo percorrendo, un tronco che ha permesso l'allacciamento della città di Cuneo alla rete autostradale italiana. Autostrada A33, mentre arriviamo al chilometro 10, 13 km mancanti all'allacciamento con l'autostrada A6. Dicevo autostrada A33 proprio per il fatto che ancora dopo molti anni non è stata completata, è stata spesso definita la Salerno-Reggio Calabria del Nord, sperando che sia poi di buon auspicio, perché la Salerno-Reggio Calabria di oggi, detto di alcuni tratti che non sono stati ammodernati, è un'autostrada di altissimo livello, specialmente nel tratto tra Salerno e Sicignano degli Alburni. Anche l'ultimo tratto in provincia di Reggio Calabria, con gallerie piuttosto lunghe, opere d'arte importanti, tanto in avvicinamento uscita Sant'Albano Stura, Trinità Fossano, Ceriolo, Montanera e Morozzo, le località raggiungibili mentre transitiamo sotto la galleria Sant'Albano, 168 metri. Uscita Sant'Albano Stura in questo momento sulla destra. Chilometro 13, 10 km mancanti di percorrenza di questo primo tronco dell'autostrada A33. Devo confermare la presenza, ahimè, di una coda sull'autostrada A6. Paio di incidenti sulla carreggiata nord dell'autostrada A6 allungheranno un po' il nostro tempo di percorrenza. Speriamo anche che si risolvano al più presto. Viadotto Cherasco, 72 metri. Oggi domenica 4 maggio 2025, domenica di controesodo per chi ha deciso di passare il ponte del 1° maggio in località di vacanza, quindi traffico di rientro verso le grandi città, soprattutto in direzione nord. Sommiamo poi il fatto della giornata piovosa,
le probabilità di incontrare incidenti lungo il percorso aumenta. Tanto mancano meno di 4 km all'allacciamento con l'autostrada A6. Stiamo percorrendo il chilometro 20. 23 km che separano Cuneo dall'autostrada A6. Chilometro 21 raggiunto in questo momento. Eccoci arrivati 1 chilometro per lo svincolo di allacciamento con l'autostrada A6 sulla destra, direzione sud, direzione Savona per A10 Genova Ventimiglia. Noi proseguiamo sostanzialmente dritti dove la carreggiata si immette in direzione nord, direzione Torino. Quindi di fatto termina in questo momento il primo tronco dell'autostrada A33. Entrata di competenza A33, entriamo nell'autostrada A6, autostrada Verde Mare Torino-Savona, direzione Torino. Lasciamo in questo momento il chilometro 54, prossima uscita a Fossano tra 4,5 km. Dopodiché incontreremo la zona di coda per incidente. Infatti segnalata la coda di incidente, viadotto Mondalavia Nord, 3,5 km mancanti per raggiungere lo svincolo di Fossano. Prossima area di servizio Rio Ghidone Est, tra circa 4 km. Tanto si vede già la coda davanti a noi. Sulla destra, viadotto Madonna di Galizia Nord.
avvicinamento uscita Fossano. E fin tanto che affrontiamo questo tratto di coda, io direi di metterci in pausa e riprendere il video non appena la coda sarà risolta, per affrontare insieme il secondo tronco dell'autostrada A33 alla volta di Asti. Ci vediamo tra pochissimo, speriamo. Eccoci ritornati, siamo alla fine di questa zona di coda, proprio all'ingresso del viadotto Franco Romano Nord 2320, uno dei viadotti più caratteristici dell'autostrada A6 Torino-Savona. Davanti a noi il restringimento dove molto probabilmente è avvenuto l'incidente, quindi momentanea chiusura della corsia di sorpasso. La coda che è durata abbastanza, credo almeno 20-25 minuti, in questo momento alle ore 17:10, non ricordo bene a che ora ci siamo finiti in coda. Mancano 11 km al riallacciamento con l'autostrada A33. Viadotto Franco Romano Nord, l'incidente è praticamente risolto, qualche decina di minuti e la carreggiata dovrebbe tornare nuovamente operativa al 100% sulla sinistra, i veicoli coinvolti, quindi incidente sul viadotto, tra l'altro anche molto pericoloso. L'augurio è sempre che nessuno si sia fatto nulla, soprattutto chi non ha colpa. Ad ogni modo riprendiamo il nostro viaggio, finalmente lasciamo in questo momento il chilometro 45, entriamo nel chilometro 44, nostro viaggio alla volta di Asti. La prossima uscita è proprio il riallacciamento con la A33 per Asti, tra 9 km, corrispondenza di Marene, e percorreremo il tratto Marene-Cherasco per poi di fatto uscire dall'autostrada A33, in quanto non ancora completa sino ad Alba, e riprendere quest'ultima proprio ad Alba. Area di servizio Rio Colore Est, tra 12 km. Tanto intensità della pioggia leggermente aumentata in questo momento. Giornata parecchio uggiosa nel nord-ovest del paese. Entriamo in questo momento nel chilometro 40, davanti a noi 40 km di autostrada 6 per raggiungere il capoluogo piemontese.
quei chilometri che ci rimangono di percorrenza sull'autostrada A6 Torino-Savona. Ricordo che trovate già ovviamente pubblicati su Highway Italia video della A6 Torino-Savona in entrambe le direzioni con segnaletica, addirittura in direzione Savona. Ho postato la seconda versione più aggiornata proprio di recente, qualche mese fa, e trovate poi anche la percorrenza della A33 con segnaletica da Asti sino all'allacciamento, scusate, sino ad Alba, e poi dall'allacciamento con la 6 sino a Cuneo. Questi video un po' più datati, filmati nel primo anno di vita del canale, nel 2019. Nel frattempo è aperto qualche ulteriore tratto, corrispondenza di Alba, che percorreremo proprio quest'oggi in modalità real time 4K. L'unico tratto mai filmato sul canale è proprio quello tra Marene e Cherasco, che ci accingiamo a percorrere tra qualche minuto. Sono 2 chilometri mancanti al riallacciamento con l'autostrada A33. Ore 17:15. Domenica 4 maggio 2025, chilometro 35, autostrada A6 che stiamo per lasciare in avvicinamento, allacciamento A33 per Asti. Pronti a svincolare dall'autostrada A6 Torino-Savona. Svincolo di Marene, riallacciamento autostrada A33, avvicinamento barriera di Marene. E si ritorna sull'autostrada A33, chilometro 23, quindi chilometrica che riprende il tratto tra Cuneo e l'autostrada A6. Vedete la segnaletica che informa del sistema di pedaggio free flow, non ancora attivo in questo tratto. Lo sarà quando l'autostrada sarà completata. Prossima uscita Bra Marene tra 1 chilometro. Roreto, Sommariva, Bosco, Cavallermaggiore, Savigliano, Saluzzo, tra le località raggiungibili dall'uscita Bra Marene. In questo momento sulla destra, mentre siamo arrivati al chilometro 25. Area di servizio Cherasco Sud, tra poco più di 3 chilometri. Poi ci sarà proprio l'uscita di Cherasco, uscita obbligatoria ancora per il momento, intanto che attendiamo il completamento dell'autostrada. Galleria Roreto, 798 metri. Uscita obbligatoria Cherasco tra 4,5 km.
paesaggio collinare del Basso Piemonte, delle Langhe, zona rinomata a livello enogastronomico per la produzione di vini, ma anche per le nocciole del Piemonte IGP. Area di parcheggio Cherasco Sud, sulla destra, di fatto chiusa, divieto di transito, non ancora qui totalmente operativa. Forse erroneamente prima detto area di servizio, mentre è solo un'area di parcheggio. Ed ecco, arriviamo alla fine del tratto Marene-Cherasco, restringimento, uscita obbligatoria per Cherasco. Siamo arrivati al chilometro 29. Viadotto sulla strada statale 681, 80 metri. Portale per il pedaggio con sistema free flow non operativo. La Morra, Cherasco, Dogliani, Carrue, Narzole, le località raggiungibili dall'uscita Cherasco, mentre siamo arrivati al chilometro 30. Autostrada che, come dicevo prima, dovrebbe essere completata sulla carta, almeno sulla carta, nell'anno del 2025. Io nutro forti dubbi per il completamento dell'opera quest'anno, però potrebbe magari essere aperta il prossimo anno. Ovviamente nel momento in cui sarà completata io sarò pronto a filmare il percorso completo, molto probabilmente in versione classic con segnaletica da Asti sino a Cuneo. Svincolo di Cherasco, viadotto Stura di Demonte, 400 metri. Mai siamo fuori dal percorso della A33, si rimane in ambito autostradale per questa diramazione, questo ramo che consente di raggiungere il centro abitato di Cherasco. Casello di Cherasco davanti a noi. Rotatoria, usciamo dalla competenza dell'autostrada A33, si prosegue in direzione Asti, Alba, Bra, Cherasco, per poter poi riallacciare l'autostrada A33 nei pressi di Alba. Dal centro abitato di Moglia, frazione del comune di Cherasco. Sono 54 i chilometri per raggiungere Torino, 46 quelli per raggiungere Asti attraverso la viabilità delle strade statali. Mentre percorriamo la strada provinciale 661 via Stura, strada provinciale Cherasco-Bra, che in questo momento permette di bypassare il tratto non realizzato dell'autostrada A33, tratto del Verduno.
ore 17:23, temperatura esterna 18 gradi. Viadotto sulla Stura di Demonte. Proprio passando sotto il tratto non ancora operativo, anzi scusate, già operativo dell'autostrada A33 che abbiamo percorso prima di uscire a Cherasco. Ovviamente ci conveniva uscire a Bra Marene, abbiamo voluto uscire a Cherasco proprio per percorrere per intero tratto attualmente operativo dell'autostrada A33. Sulla sinistra centro abitato di Bergoglio, probabilmente paese di origine di quello che fu lo scorso Papa. Infatti come metà della popolazione argentina che ha origini italiane. Strada provinciale numero 7, chilometro 2, alla volta di Alba. Stiamo lambendo la parte meridionale della cittadina di Bra. Quindi autostrada A33 che una volta completata misurerà una novantina di chilometri ai quali bisogna poi sommare gli ulteriori 20 di percorrenza dell'autostrada A6, quindi portando a circa 110 km tra Cuneo e Asti. Tratti mancanti, quello che stiamo bypassando il tratto del Verduno, poi il tratto di tangenziale di Asti e la futura tangenziale di Cuneo. Centro abitato che incontreremo sarà Pollentia, chilometro 4, strada provinciale 7. Dopo Pollentia il centro abitato di Cinzano, che bypasseremo in realtà attraverso la strada provinciale 7.
diciamo che consiglio a tutti di farvi un giretto non appena potete in questa zona del Basso Piemonte. Come ho detto prima, a livello enogastronomico una delle zone più forti d'Italia da quel punto di vista. Centro abitato di Pollentia, l'antico Pollenzia, anzi l'antico nome della cittadina fondata dai Romani, frazione del comune di Alba. Per la A33 Asti, soprattutto per i mezzi pesanti, l'indicazione è di proseguire diritti, ma noi a questa rotatoria, centro abitato di Pollenzia, infatti gireremo verso destra. Quindi abbiamo ancora qualche chilometro di percorrenza della strada provinciale 7 che ci rimetterà poi sull'autostrada A33. 46 km per Asti, 12 per Alba, 8 per Roddi. Corrispondenza di Roddi, poi ci sarà proprio l'immissione nel tratto operativo di A33 tra Alba e Asti. Tanto bomber che supera con linea continua, attenzione, ce la fa, arrivano veicoli dall'altra parte, manovre un po' troppo pericolose. Quando dicevo prima, mi auguro sempre che negli incidenti insomma nessuno si sia fatto male, mi riferisco particolarmente a chi non ha colpa, perché non c'è niente di peggio di essere coinvolti in un incidente per colpa di qualche cretino, mentre per i cretini si può dire se la sono andata a cercare, è anche un po' di selezione naturale. Per chi non ha colpa, insomma, è proprio una beffa. Ricordate sempre che l'automobile di fatto è un mezzo che può diventare molto pericoloso se non utilizzato in modo opportuno. Ponte sul fiume Tanaro. Fiume appenninico, affluente di destra del Po, che scorre appunto nel Basso Piemonte, si immette poi nel Po dopo la città di Alessandria. Comune di Verduno. Proseguiamo sulla strada provinciale 7, mancano circa 6 km a riprendere l'autostrada A33. Sono circa 9 km per raggiungere il centro abitato di Alba.
Alba cittadina famosa proprio perché è la sede della Ferrero, prima azienda in Italia per fatturato. Non so se è la prima azienda in Italia per fatturato, ma sicuramente Ferrero è la persona più ricca in Italia. Ore 17:34, chilometro 5, strada provinciale 7. Tra un paio di chilometri riprendiamo l'autostrada A33, percorrendo il tratto di tangenziale di Alba. Usciamo dal territorio comunale di Verduno, entriamo in quello di Roddi. Ed eccoci arrivati alla rotatoria che ci permette di riprendere l'autostrada A33. Proseguendo sulla strada provinciale 7 si prosegue per Roddi, poi attraverso la strada provinciale 3 si arriva dentro il centro abitato di Alba. Noi riprendiamo l'autostrada A33 in direzione Asti. Tanto anche qui segnaletica di pedaggio free flow, però barrata, quindi non ancora operativo. Sulla sinistra la rampa non operativa per proseguire in direzione Cuneo sul tratto non ancora aperto, e rientriamo proprio al chilometro 39, prossima uscita Alba Centro tra 4 chilometri. Davanti a noi portale per il pedaggio free flow non ancora operativo. Chilometro 40 raggiunto in questo momento, sono 34 i chilometri mancanti per raggiungere Asti. Viadotto Talloria 430 metri, tanto segnale di fine autostrada tra 900 metri, uscita Alba Centro tra 2 km, segnale di fine autostrada, quindi probabilmente il tratto che percorreremo non è ancora adeguato a standard autostradali, cosiddetto tratto della tangenziale di Alba, infatti riduzione del limite di velocità a 90 km/h. Ed è esattamente così, di fatto questo tratto non è ancora adeguato a standard autostradali, assenza di uno spartitraffico opportuno, corsie strette,
stesa relativamente dissestata, senza di banchina e corsia di emergenza. Addirittura abbiamo una riduzione di carreggiata a chiusura della corsia di destra. Quindi, oltre al completamento del tratto tra Cherasco e Roddi, manca ancora l'adeguamento di questo tratto della tangenziale di Alba. Allora, questo è giusto qualche chilometro. Segnalato flesso a destra di una corsia, quindi la corsia di destra destinata esclusivamente allo svincolo, all'uscita Bra. Seguendo dritti direzione Asti. In immissione relativamente pericolosa, bisogna sempre prestare la massima attenzione. Tanto veicoli che erano in coda in immissione si sono immessi alla faccia di quelli che attendevano anche queste manovre improponibili. Un avvicinamento svincolo per Alba Mogliasso. Limite che torna a 90 km/h. Strada statale 231, così ancora classificato questo tratto, che tra circa 1 chilometro tornerà in ambito autostradale, autostrada A33. Svincolo per Neive Castagnito, restringimento della carreggiata. E ritorniamo in ambito autostradale, quindi autostrada A33, fine del tratto non ancora ammodernato. Segnaletica di sistema di pedaggio free flow, in questo caso già attivo, quindi il pagamento del pedaggio, la riscossione del pedaggio non avviene in corrispondenza dei caselli nei vari svincoli, ma passando sotto dei portali dislocati lungo il tracciato dell'autostrada, in avvicinamento uscita Castagnito, Neive, Guarene, Barbaresco, Magliano Alfieri, le località raggiungibili dall'uscita Castagnito, un avvicinamento sulla destra. Magliano Alfieri, quindi probabilmente luogo natale dello scrittore Vittorio Alfieri, svincolo Castagnito, appena passato sulla destra. Intanto arriviamo in questo momento al chilometro 50, 24 km per raggiungere Asti.
viadotto Alba Est, 147 metri. Prossima uscita Govona, tra poco più di 4 km. Tanto pannello messaggio variabile che avvisa di transitare senza fermarsi alla prossima barriera. La barriera dovrebbe essere quella di Castigliole, di Govone. Ricordo bene il nome in quanto è stato attivato il sistema di pedaggio free flow. Tanto un'area di cantiere davanti a noi, portale per il pedaggio free flow. Per la rimozione di questa barriera. Insomma, questa A33 da Cuneo ad Asti risulta ancora un percorso a ostacoli. Spera che nel giro di un anno il percorso risulti completo e adeguato in tutta la sua lunghezza in avvicinamento uscita Govone. Govone, Magliano Alfieri, San Damiano d'Asti e Canale, le località raggiungibili dall'uscita Govone, mentre stiamo percorrendo il chilometro 54. Arriviamo in questo momento al chilometro 55, uscita Govone, in questo momento sulla destra. Portale per il pagamento del pedaggio free flow. Sistema di pedaggio free flow che è attivo in altre autostrade della rete, in particolare sulla Pedemontana Lombarda, autostrada A36, oltre che sulle tangenziali di Como e Varese, autostrade A59 e A60. Diciamo che è un sistema di pedaggio abbastanza intelligente, in quanto consente di risparmiare sulla realizzazione dei caselli agli svincoli. Mentre arriviamo al confine provinciale, lasciamo la provincia di Cuneo, entriamo nella provincia di Asti. Provincia di Cuneo molto estesa. Dopo la provincia di Sassari è la provincia più estesa d'Italia. Di Sassari che di fatto dovrebbe cessare di esistere così com'è, quanto l'assetto provinciale della regione Sardegna dovrebbe ritornare a quello delle 8 province così come è stato tra il 2004 e il 2016. Assetto a 8 province già votato, già con parere favorevole da parte della regione, ma il Consiglio di Stato di fatto ha fermato tutto, quindi al momento ufficialmente rimane l'assetto a 4 province più la città metropolitana di Cagliari, ma non appena si tornerà alle 8 province il primato di provincia più grande d'Italia tornerà a Cuneo. Abbiamo affrontato l'ennesima area di cantiere.
chilometro 60, 14 chilometri mancanti a raggiungere Asti. Altro varco di pedaggio con sistema free flow. Mentre stiamo percorrendo il chilometro 61, arriviamo al chilometro 62, ennesima area di cantiere, molto numerosi cantieri lungo questo tratto della A33, chiusura della corsia di destra. Sto lasciando il tempo a questo veicolo di mettersi a sinistra. Avvicinamento uscita Isola d'Asti, viadotto Cantalupo 307 metri. Tanto tra 4.000 metri finisce il sistema di pedaggio free flow. Motta, San Martino Alfieri, San Damiano d'Asti, Costigliole d'Asti, raggiungibili dall'uscita Isola d'Asti in questo momento sulla destra. Mentre arriviamo al chilometro 64, raccordo con la strada provinciale 456 tra 1 chilometro. Canelli, Acquiterme, Nizza Monferrato, tra le località raggiungibili dall'uscita strada statale 456 del Turchino, in questo momento sulla destra. Chilometro 65, autostrada A33 Asti Cuneo, direzione Asti. Siamo ormai gli ultimi chilometri di percorrenza, dei quali ci metteremo sull'autostrada dei Vini, autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Piacenza-Brescia. Davanti a noi l'ultimo varco di pedaggio con sistema free flow. Mentre stiamo anche arrivando di fatto alla fine dell'autostrada A33. Siamo anzi arrivati alla fine, siamo usciti dall'ambito autostradale, adesso che siamo alle porte di Asti. Infatti l'ultimo tratto della tangenziale di Asti non è ancora adeguato. Diciamo che mi aspettavo una situazione migliore nel complesso di questa infrastruttura da Cuneo ad Asti, invece sono ancora parecchie le opere, i lavori che devono essere fatti per completare questa infrastruttura. Impossibile il completamento entro il 2025. Prossimo svincolo Asti-Azzano, strada statale 231, stiamo percorrendo chilometro 4, svincolo Azzano-Mongardino-Asti, in questo momento sulla destra.
Proseguiamo dritti verso l'autostrada A21. Un po' di traffico lungo questo tratto della strada statale 231. Pioggerellina che ci accompagna da tutto il giorno. Lasciamo in questo momento il chilometro 3, gli ultimi 3 chilometri prima dello svincolo di allacciamento con l'autostrada A21. Zona di cantiere segnalata tra 600 metri, infatti rallentamento improvviso, lasciamo un po' di spazio dai veicoli davanti in modo da avvisare i veicoli che seguono. Chiusura della corsia di sorpasso. Nonostante sia chiara la chiusura della corsia di sorpasso, ovviamente tutti che proseguono, questa è un'abitudine proprio italiota. Ore 17:56 di questa domenica 4 maggio 2025. Siamo in questo momento il chilometro 2, strada statale 231. Abbiamo riattraversato il fiume Tanaro. Quasi al termine del tratto di tangenziale di Asti. Insomma, sono ancora parecchie le opere che mancano per poter considerare questa A33 a tutti gli effetti un'autostrada, parte integrante della rete autostradale italiana, eterna incompiuta del nord Italia. Tra 500 metri, svincolo che ci consente poi un allacciamento indiretto all'autostrada A21, infatti non è presente l'allacciamento diretto tra la A21 e la statale 231 tangenziale di Asti, situazione che è rimasta pressoché immutata rispetto a 6 anni fa, quando ho percorso l'ultima volta in direzione Cuneo questo tratto.
per poterlo portare sul canale. Avvicinamento svincolo A21 Torino Piacenza, strada regionale ex strada statale 10 Padana Inferiore per Alessandria. Polizia stradale, è un posto di blocco di fatto che ci siamo risparmiati, ma non se l'è risparmiato lui. Sulla destra svincolo strada statale 10 Padana Inferiore per Alessandria Felizzano. Casello di Asti Est davanti a noi. Entriamo quindi in autostrada A21, autostrada Torino-Piacenza-Brescia, rampe di immissione sulla sinistra, direzione ovest, direzione Torino, per poter raggiungere poi il traforo T4 del Frejus. Noi andiamo in direzione Piacenza-Brescia, anche alla quale è possibile poi allacciarsi all'autostrada A26 Genova-Gravellona-Toce. Ed eccoci entrati, autostrada A21, ore 18:01. Termina qui il nostro video con la percorrenza in real time di quello che è allo stato attuale l'autostrada A33 Asti-Cuneo, che abbiamo percorso da Cuneo sino ad Asti. Video iniziato proprio dal centro storico della città di Cuneo. Sono 117 km per Piacenza, 199 quelli per raggiungere Brescia. Ricordo che sul canale è pubblicato già con segnaletica in entrambe le direzioni il percorso completo dell'autostrada A21, mentre arriviamo al chilometro 40. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ma ricordate come sempre la cosa più importante, anche perché oggi abbiamo visto cosa può succedere con le disattenzioni. Ricordate, come sempre, drive safe.